indipendenza nasce a Venezia il comitato referendario. Vediamo. I numeri del plebiscito online sull'indipendenza del Veneto sarebbero largamente gonfiati. Al posto degli oltre 2 milioni dichiarati dagli organizzatori c'è chi dalle colonne della stampa locale parla di non più di 100.000 votanti, riprendendo la denuncia del venetista Loris Palmerini. Accuse infondate secondo il portavoce di plebiscito.eu Gianluca Busato, che promette di diffondere a giorni le prove della regolarità, mentre dalla Lega parte una nuova iniziativa in favore del referendum. Il sentimento indipendentista tra la popolazione è innegabile, argomenta l'eurodeputato Lorenzo Fontana. Se ci sono dubbi sui numeri, il modo di fugarli esiste. Per toglierci ogni dubbio, credo che quindi sia il caso di fare questo referendum con tutti i crismi, ufficiale, consultivo, e che da quel referendum si potrà vedere quante persone effettivamente vogliono l'indipendenza del Veneto e non ci saranno più dubbi. Insieme al vice capogruppo leghista in Consiglio regionale Paolo Tosato, Fontana ha lanciato oggi un nuovo comitato a sostegno del referendum, con l'ambizione di unire al di là delle distinzioni politiche tutte le voci a favore della consultazione. Abbiamo il timore che, visto il successo di questa battaglia indipendentista, ci sia rischio che ci siano dei gruppi che, pur di rivendicare uno spazio elettorale, possano perdere di vista l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è votare la legge in Consiglio regionale e tenere il referendum. Tutto il resto, le sfide elettorali, saranno una partita che in questo momento è assolutamente secondaria. Una strada che rimane in salita, soprattutto dopo la bocciatura dell'analoga iniziativa lanciata in Spagna dalla Catalogna. Io penso che anche Roma non ce lo concederà in maniera così allegra, ma sono convinto anche che sia il momento in cui i veneti devono far vedere che tornano ad essere fieri figli del proprio leone. La Chiesa del Veneto prende